On va contar le conte del drap. À l'époque où il y avait la famine chez les paysans, il y avait des familles pauvres dans tout le pays. Et quoi, une famille qui avait déjà 12 fonds et n'arrivaven altre 2 de bessus. E quan ne fasia 14. Ero aquí de dire l'ustel, l'ustem pas, el gordem pas. I è preso a mangiare l'ustal. Costava de non iri 12 fonds, che non è pas che qualche castagnese per ammassare castagna, e qualche pè de vigna per far mussi de vi, che lo calto per viure per far travagliare. Non iri tutta quella famiglia, era difficile. E finalmente sul cuisì del liege, discutere un bremo e dire, lo buon guardare. Lo guarderei. Che se duse fantone i sero, e quando c'erano qui, vengono se lo guardero, ma che al momento mangiavo. Al caso di trucatron, non potevo più guardare. Avevo più reso loro da mangiare e desidero di non perdere per causa. Qualcuno diceva, qualche poccese del mondo, insomma, sarebbe per far guardare los agnelli o le fede. Più che di fare disparare che se c'è un po', ma almeno lo menare la mano. È un buon motivo per passare le vede buon'ora, prendete una musetta, non trovate pas. E una bottiglia d'aia, una truffa chiaccialaia, e partite a mercare se 12 fonds, penut. Cap per causa il mondo, e partiro, arrivero al punto cadù, lo menete per il miedo del causa, per un caso del mondo, per cades. E allora dice qui, al momento rieta, demoras qui, vuoi la musetta, io mi canno una plantana vola. E dopo pas partite, che se 12 fonds, speravo, e che c'è mai dopo pas tornavo. E la notte lo sera arrivavo, l'appetito curava lo stomaco, e diero tampivo a mangiare un avocado, ne speravo che dopo pas tornare. E dicevamo sì, speriamo che tu dopo pas tornare. Ma che la notte arrivava, veniva più in più notte, e diero che si vanno fare, se demorano qui. Lo lupo non mangerò, e là in alto le folle più belle montate in aura, si sono risolti, e quando arrivate alla cima dietro a sua suore, sa che bese a val dins un trau de roc, de fun che suor da quel trau, che io c'era qualcuno che io vita. E allora di che bien lo commiso la suore, che era più malina che era più piccinella, più magretta, ma sa che era gucchinaso. E partiero tutte e due, sono ero cadreccia in quel roc, e quando arrivero a val, si trovero davanti a un naso sallo, crossuto, ledo che faceva poco più di io même. E loro dietro, paura se fa mucca il paio, morai sì, e sì, con lo stallo del drap. E quando arriverò, se voi vedo qui, vi mangerò. E loro si fanno dire, ma raccontano un docuone un po' qui che dire la preghiera, ma passa a fare un po' di voce. E la fenna del drap, il futè ciulegnè. Ci sono state poco, io avevo più di me, io avevo le cade secce qui per il calufio, e lui raccontava chi di ciò. E voilà, tutto il mon drap arriva, e sentiaci la porta. Put, ci dice. Qualche castia si è visto. E allora cercavo, finiva per tutto, c'è la tavola, c'è l'armadio, di l'armadio, per tutto. Trovavo per il fondo tutto il mon corpo, ho netto all'inier, e trovate che c'è 12 fantosi. A dieta, vuoi mi ha raccontato che c'è sfollo, che il mangiare tiro. E la fenna del drap dietro, per mangiare, che subito troppo magra, perché toccare, ingraissamo, si mette l'uro che ha nell'arca, lo stava a mettere nell'arca, che lo ingraissamo, si che non grassa. E beh, ne approfitteremo mai. E lo drap dietro, vuoi a rosù. E non metterlo nell'arca, a far mangiare l'uro, perché si ingraissasse un po'. E che c'è 12 fantosi, ma si metterlo a mangiare l'uro, poi, tanto che potevo. E cada giorno lo drap veniva a vedere se avevo guadagnato, e per il cuore, di via per il cofre del blatt, lo faceva passare l'udetto per un trauchetto. E lo drap diceva, un carasso magro. E il caso di qualche giorno, però in rad dell'arco. Allora passa da una l'udetto, dietro perché ho l'utente mangiato il blatt, e di cui che lo drap se non è che può essere profondo, se può essere per dire il coperto, non so vorrei. E allora la passa a far vedere l'udetto, piccina la dieta, e da pacca fa vedere la qualità del rat.
E allora lui l'endemò lo drappo arrivet e diet, fatemi vedere vostre dette. E allora passa in cui lo detto lo trau, la figliuota te fottet la quinta del rat, lo trau. Oh, ma su magra. E così ret qualche giorno, al caso di qualche giorno, avevo perduto che la più di quinta del rat, l'avevo perduto di lublat e con lo drappo arrivet, poi ero parlo di favere, quello che sortia sullo detto. E la figlietta sortia bello siù, che era più piccola che il suo fratello. Ma lo drappo dietro, oh, ma a queste coppe ho gagnato, su rasa, lo calmangia. E partì a bere la fenna, gli te va montare, io te va fare un fuoco, e lo stavo staccato, lo stavo sortì, e io vado partire, comandare lo besise, lo cupin che vengo a mangiare un'altra. Allora del viello qua fra del grosso, sortì all'usefol, non resta che la mossa, e da c'è la fenna qui tutta solo, a fare caufalaio, per dire di mettere l'usefol di dine e lo fa cogliere. E aquella fenna aveva pas provato per fare budilaio e tu stava in minaccia su un succo che non potevo pas arrivare a fare questo. Era maladreccia e comprenia per eso. La ci occupava pas e pas e le folle in nati dietro. Pava fenna mi sapeva pas fare questo. Io se mi destaccava la morte che hai staccato a relugio, vuoi fare vedere così che fare questo. E la fenna dice, che sai cosa sapeva fare meglio che io? Ah, oui, io voglio fare vedere cada pezzonaclo. Ma che viene cutato che volevo dire. E la fenna del rapite stacca la mossa, e le fontette dietro ad una minaccia vuole fare vedere così che vuole fare. E la figliotta dice, ma per cosa, madame, vuoi calmare bene il capo sul succo e goccia per terra. E bien mettere il capo sul succo, chi se che non bere pare, comprende pas così cosa fa, e poi rischiando vi fa male. E lo fraire, per che la fenna del rapo c'è sa bien il capo e lo cuore posato sul succo, e son fraire tappellaccia, ti levetta che il mare, che paure fa nel primo pet, la manca pas. Lo capo tombe d'un costato e lo cuore dell'altro. E allora, se despacciò di questa casa sua, futtero il capo della fenna del drap, di l'aia che cominciava a pulire, e il cuore lo portero di lì del drap. E quando il drap tornò arrivato, l'usefon era già partito, il drap cerca per tutto. E da quel tempo l'usefon si era salvato, aveva preso il cavalli del drap e lo cognu. E allora saltero su quel cavalli e lei, tanto poteva correre, tutto dritto, portiero tutto dritto dove le vuole. E lo drap al momento arrivato e diet cercava per tutto, sifflava il cuore veniva pa, on était le stable, trovava pas lo cheval, e poi io c'è di là, io c'è il capo della fenna che era musica popolare. E quel seppelso che si tirava sull'aia che sembrava un rantiolasso. Guarda tu grossolito. Bolo comoro, te vedi la fenna gioido sul cusì, tiralo così, pacca di capo. E lui entra dalla drappa e ti recute le peppese alla compagnetta. Poi sa che ancora pantipe da meno intelligente, e la fenna aveva tetato così della de piotto, ma se pare che aveva tetato non aveva pas non più. Allora da quel tempo si ero partito, abbiamo cominciato a trovare in cammino, trovare un tipo che confava lo fuoco. E gli diero, non so, avevamo preso il cavallo del drappo qui e il cuore, e se c'è mai passato re, dice lì, un penso che non aveva pas visto. Sembrava un po' più lento, io avevo un uomo che tirava dal puff per far vivere l'ubbioso. E lo diero pareil, ero se c'è mai il drappo arriva da re, non cerca, non so sicuramente il resto, non dire che non aveva pas visto. E encara morsi più lento, io avevo un uomo che lavorava. E gli ero pareil, su tutto, di essere pas che siamo passati. E che se deve fare tanto che potevo correre, ma quel cavalli, tanto che potevo correre, e lui che cioppava da reme, virgava lo cavallo, con la pacca mia, perché marciavo più veloce. E lo drap di così fa, perché invece che gli avevo preso qui, dimmi che il fottere da reso che il mondo, aveva poi tenuto la veia e seguiò la pesata del cavallo. E allora, al quel momento, trovai lo patrulli che confava lo fuoco, e gli mi hanno detto che per posare 12 fantuse, un cavalli rossi e un cagno cortile.
Ah, lo tipi tu intende pas, comprende pas de què voler dire. Budemonde, se avès pas vist posar 12 fantòs en cavalí cortí, en cavalí rossi, en cagno rossi darrere. Ah, ma vou fotre lo fur, volec que vou fotre lo fur. Vous dise pas co, se non è. Un po' più dentro avete un uomo che tirava l'aria in poso qui e gli apparei, pas vist posar 12 fantòs en cavalí rossi, en cagno cortí darrere. E che dice che vuole che io fotte lo fuoco? Voi dice pas quoi, se non è. E un po' più lì trovate un uomo che lavorava e pareil, gli hanno detto, aveva pas vist posato, se fantoso, in cavaliere rossi, in cagno cortile re. Ah, ma voi fottere di la rega, demorate qui che voi entrare. Allora, pensate, voi dice pas quoi, se non è. E tanto che podia correre là da re, da quel tempo se fanno arrivo il trao da voso. E non te vedevo arrivare, che arrivava la figlia, io despaccio te fai correre che un ciaval, passa che non va a tappare. E le fanno dire, te fa pa, vai, lo rimbe lo drap. Fa un tour del trao da voso, sembrò dall'altra costata, lo drap che arrivava, tutte dopo lo trao, e li ferro il drap. Despaccio te che non stendrà. E lo drap, pum, te funza ancora più vite e salta in lo trao che si è tuato al fondo. Ed in piedi io non più sentendo parlare del drap. Quello momento lo stalco non contava tutto un parei, quando peravamo lo porren, o che era una ciamasala a costogno, o che era una menala a treccia al vere, o che era partito menala la vacca al bravo, e ciamai tornavo a arrivare, e un'altra non longhisiano lo stalco. E al momento conoscevo a messa di causa come qua, una fenna che aveva 85 anni, e che si carava il piccioso come sentute. E non prendiamo, era un fraire, non contava che la storia, che il tempo porren arrivava.